Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio parlare del Guf. In effetti, secondo il misticismo ebraico, il Guf non sarebbe nient'altro che la stanza delle anime, cioè in questa stanza che sta nel settimo cielo c'è un luogo, diciamo così, una stanza dove ci sono le anime. Quindi quando nasce un bambino, l'anima proviene da questo famoso Guf, secondo il misticismo ebraico. Quindi diciamo che le anime non possono essere viste da nessuno a patto dei passeri, per cui il canto è ispirato alla visione della nuova anima in arrivo, che però ha un numero limitato, quindi quando anche l'ultima anima avrà lasciato questa stanza, cioè il guf, i passeri smetteranno di cantare e nascerà un bambino senza anima. E questo sarà diciamo, il segno della fine dei tempi, della fine del mondo, come volete pensarla voi. Quindi in effetti il guf viene usato per indicare il luogo dove dimorano le anime che sono in attesa, diciamo, di nascere. Però, secondo, diciamo, la leggenda, secondo il misticismo ebraico, ci sarà un giorno in cui non ci saranno più anime in questo luogo. Quindi, quando sarà arrivato questo, diciamo, momento, sarà come noi definiamo la fine del mondo oppure l'inizio dei segni, la fine dei segni. Loro credono che quando non ci saranno più anime sarà finita per tutti. Questo sarà, diciamo, l'inizio della diciamo, della fine del mondo. Quindi questa è una definizione che purtroppo si trova nel misticismo ebraico e non in quello cattolico. Partiamo da questo. Quindi questo guf viene citato anche dentro a un film, non so se qualcuno di voi l'ha visto, La settima profezia. In effetti, diciamo, penso che molti di voi l'avranno visto, questo in effetti è ispirato al misticismo ebraico, questo film. In effetti questo angelo scende, spezza tutti i sigilli e ci sarà la luna rossa, la luna diventerà color sangue, ci saranno terremoti e poi per ultima profezia ci sta questa del Guf, cioè che nascerà nascerà diciamo un bambino senza anima e questo sarà l'inizio della fine dei tempi, diciamo l'ultimo sigillo, il settimo. Quindi anche se qualcuno non l'ha visto può andarlo a vedere, un bel film, si chiama La settima profezia e ci sta anche Demi Moore come protagonista in questo film. Ciao anime. Quindi diciamo ragazzi che per il misticismo ebraico questa è una importante, diciamo, cosa. Non è reincarnazione, ragazzi, è incarnazione, cioè le anime in questo luogo aspettano la nascita, cioè di andare nel bambino che sta per nascere. E secondo la loro credenza, solo i passeri possono sentire la presenza dell'arrivo di un bambino, perciò si dice che cantino. Quando l'ultimo passero non canterà più, significa che le anime sono finite nel gaff e quindi è l'ultimo sigillo, è il settimo in effetti, perché voi pensate che i sette sigilli sono le sette trombe, quindi pensate alla luna, quindi pensate che la luna diventerà rossa, il sole si oscurerà, quindi diciamo che è questo che poi sarà l'ultimo sigillo in effetti, quando questo salone sarà vuoto. Quindi questo è, diciamo ragazzi, non è cattolico, è misticismo ebraico, quindi non si tratta del cattolicesimo, ma di, diciamo, ebraismo. Brava. Quindi ragazzi, diciamo che qualcuno mi aveva chiesto il fatto delle anime, diciamo il GAF. Io avevo fatto un sondaggio su
che video volevate. E una Esther mi aveva detto il fatto della fine dei tempi, le anime saranno finite, i bambini non nasceranno più, e io ho fatto questa qua per Esther perché ho trovato il gaff nel misticismo ebraico, e quindi questo è quello che voleva dire lei. Quindi, anche essendo cattolica, però lei aveva detto che ci sta nella Bibbia un passo che dice che ci sarà un giorno in cui... Ah sì, già lo vedi, dopo la becco io, non ti preoccupare. E quindi diciamo in questa Bibbia sta scritto, non lo so perché ragazzi, ripeto, non l'ho letto per intero la Bibbia io, dice che quando non ci saranno più bambini che nasceranno, sarà la fine, diciamo, il rapimento, come dicono loro. Quindi ho fatto questo, ho trovato questo argomento. Gian e fake anime, questo è un bordello però. Vabbè ragazzi, comunque io ho fatto questo video per Esther che me l'aveva chiesto. Quindi il GAF è un salone delle anime, che si dice che prima o poi finiranno queste anime, e che quindi arrivata l'ultima, quando nascerà l'ultimo bambino senza anima, si aprirà il settimo sigillo e ragazzi e tutti quanti ciao ciao, quindi sarà finita. Quindi ragazzi, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento e ci sentiamo al prossimo video.